Di che cosa andremo mai a dissertare in questa nuova puntata, la quarta puntata di Belle Époque? Chi, se non il nostro presidente Napolitano di nome e di fatto, ce lo può dire? Nostro faro, nostra luce per tutti noi napoletani, e speriamo che questa luce avremo ambressa. Nel frattempo, Presidente, di che cosa dobbiamo parlare? Presidente, qui. Italiane ed italiani. Bene, colgo il grido di dolore che si leva dagli anziani e non. Nonni e nonno. Lei. Non. No, scusa. Non, ho capito nonni, mi scusi. Questa istituzione valuta l'impressione su una situazione di transizione in merito alla sensazione di una sproporzione di valutazione della condizione in relazione all'indicazione sull'assicurazione data alla popolazione della riscossione della pensione. Che esagerazione! Quando affronto questa discussione vado in confusione. Però è stato bravo, Ma il mio ricordo va altresì ai lieti giorni in cui da guaglione mi ero messo in capa di giocare a pallone. Ma guarda, giocava a pallone, Presidente, bravo, Io sono napolitano, se non gioco mo'. certo. È partita la griglia, mia moglie. Va bene. Ma non è il caso di... Vabbè, non lo tratti. Capito? Eccola qua, no, è l'altra. È là. È sempre quella, perché si sbaglia. Lo so, un po' di pazienza. La trasformazione. Hai fatto vecchio, Clio. Si arrabbia. Quelli là è bella. Pure la pensione. La pensione. La cicla. La pensione. È bella la pensione. È bella per poco. Allora parliamo di pensione.